siamo sempre nell'azienda agricola Gorino Sulla, ma siamo passati su un'altra varietà molto importante della scuderia della produttori sementi polesani, che è il Pilier, e purtroppo oggi manca il responsabile che è all'estero e quindi devo sostituirlo, ma è facile per me sostituirlo in quanto abbiamo un prodotto bellissimo, abbiamo una spiga molto importante, guardando anche la varietà stessa, è una varietà perfetta da un punto di vista, non ha problematiche come da un punto di vista infettivo, è una varietà che tra l'altro, essendo anche questa inserita nella carta del mulino Barilla, ormai questo è il secondo anno che è inserita, ha delle caratteristiche molitorie molto importanti, tipo un PSUL medio-basso, e voi sapete che oggi l'industria agroalimentare italiana ci chiede grani con dei PSUL medio-bassi, ha un ottimo W, okay? E un peso specifico decisamente interessante. L'anno scorso abbiamo fatto delle medie importantissime, però guardandolo in campo anche quest'anno, anche se qui, ripeto, siamo di fronte a delle problematiche di siccità enormi, infatti qua siamo nel Basso Polesine, qui praticamente, aiutami Paolo, quant'acqua è venuta? Siamo un 50% minimo in meno. Siamo un 50% in meno rispetto all'anno scorso, che è stata un'annata non eccezionale dal punto di vista della piovosità. Adesso io volevo chiedere, qui sono stati fatti alcuni interventi particolari, allora io volevo chiedere a Paolo, qui in presemina che concimazione hai fatto? Qua abbiamo utilizzato Fosfactil. A che dosaggio? Sui 2 quintali per ettaro. Qui abbiamo usato Fosfactil a 2 quintali per ettaro, dopodiché in spiga che trattamento abbiamo fatto? Beh, logicamente solito judo, no? Sì. Solito judo, che qui abbiamo l'amico Pedrazzini che rappresenta degnamente, dopo ci dirà qualcosa in merito a un prodotto molto interessante. E quindi abbiamo usato judo. In spiegatura, che prodotto hai usato? In spiegatura, come praticamente in tutta l'azienda, è la Tussera. Ecco, abbiamo anche l'onore di avere in campo l'amico Casagrandi Federico, il quale, rappresentante di Syngenta in questo caso, ci darà una delucidazione tecnica per quanto concerne il prodotto Elatusera, che è un prodotto molto usato dalla produttori sementi polesani, in quanto sono già 2-3 anni che lo usiamo e sta dando dei risultati molto ma molto interessanti. Prego Casagrandi. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io dell'invito. Sono Casagrandi Federico, referente tecnico di Syngenta per quanto riguarda le colture estensive. Come giustamente detto, è stato utilizzato il prodotto Elatusera, che è una miscela di 2 principi attivi, il solatenol, che è il nostro SDHI, e il proteoconazolo. È un prodotto che in questo caso è stato utilizzato in fase di spigatura, che agisce contro le malattie come fusariosi, e questa, diciamo, è la componente del proteoconazolo che agisce appunto contro queste malattie, e invece la componente SDHI agisce principalmente contro le malattie della foglia. Può essere utilizzato sia nella fase del classico T3 oppure anche in un T2 per avere appunto maggior forza contro queste malattie. È un prodotto, il nostro, diciamo, prodotto di punta, e che in quest'anno ha avuto anche un'estensione di etichetta sul microdochium nivale, che sappiamo essere uno degli agenti patogeni della fusariosi della spiga. Io volevo chiedere ancora all'amico Paolo, abbiamo usato un nuovo prodotto innovativo che è un acceleratore della fotosintesi clorofiliana che si chiama Penta 5 Ala. A che dosaggio l'hai usato e come l'hai usato? Abbiamo fatto 2 prove, in una abbiamo fatto un unico trattamento a 1,6 litri per ettaro, e invece in un'altra abbiamo fatto 2 interventi a 0,8 a distanza di 10-12 giorni. Perfetto, e abbiamo anche l'onore e la fortuna di avere con noi il tecnico di Diachem, l'amico Andrea Pedrazzini, che adesso ci darà una delucidazione tecnica in merito a questo famoso Penta 5 Ala. Prego Pedrazzini. Grazie Arnaldo, grazie all'azienda agricola. Sono Andrea Pedrazzini, Field Marketing e Technical Manager di Diachem, quindi parliamo di un'azienda italiana che è rappresentata sul mercato con i 2 marchi Chimiberg per quanto riguarda gli agrofarmaci, di cui abbiamo citato prima Judo, e Diagro per quanto riguarda i prodotti nutrizionali, tra cui appunto i prodotti ALA, gli acceleratori di fotosintesi. Quindi parliamo a tutti gli effetti di una categoria di prodotti che contengono macro o microelementi in associazione ad ALA.
Cos'è ALA? ALA è un amminoacido, l'acido 5-aminolevulinico, quindi parliamo di un amminoacido precursore della clorofilla, precursore del tetrapirrolo, che poi legandosi a un atomo di magnesio va a costituire la clorofilla. Quindi a tutti gli effetti, quando apportiamo ALA alla pianta, diamo un'accelerazione in termini di attività fotosintetica durante il giorno. Durante le ore notturne invece si assiste a una riduzione delle respirazioni, quindi dei consumi energetici, e questo meccanismo permette di attivare, innescare un complesso enzimatico che permette, oltre di accelerare la fotosintesi, anche una maggiore più efficienza a livello di assorbimento di elementi nutritivi, quindi in ottica di ottimizzare i trattamenti effettuati. Tendenzialmente consigliamo poi il trattamento frazionato o comunque un trattamento unico con dose più elevata. A livello pratico possiamo aggiungere che è un prodotto, oltre che selettivo, anche compatibile con i principali agrofarmaci e prodotti nutrizionali utilizzati, quindi parliamo a tutti gli effetti di un prodotto innovativo e esclusivo di Agra. Bene, io adesso volevo ringraziare tutti i partecipanti, in particolar modo anche il direttore, mio amico Paolo Mantovani, che ci ha dato la possibilità di essere in questa splendida azienda, e quindi ci rivediamo e ci salutiamo per la prossima. Grazie Paolo. A voi.